Siamo con Jacopo Berti, nuovo candidato per il Movimento 5 Stelle alla poltrona di governatore del Veneto. Un'elezione fresca fresca che è avvenuta venerdì, un commento. Una grande soddisfazione e una grandissima possibilità. Una possibilità di dare delle risposte concrete a chi ha smesso di credere in questo sistema, il sistema Veneto, un sistema che in questi giorni abbiamo potuto vedere ha portato a scandali di corruzione, a un sistema che ha portato il record di disoccupazione giovanile e ha portato purtroppo anche al record di chiusura di imprese. Alla fine il movimento mi ha scelto, ho 31 anni e sinceramente mi piace pensare che a 31 anni uno sia già un uomo. Si parla tanto dei giovani, ma vediamo come in tantissimi paesi già ci siano persone che ricoprono anche ruoli importanti, vedendo realtà di successo come possono essere per esempio negli Stati Uniti o anche in altri paesi d'Europa. Quindi non è l'età anagrafica che fa la differenza, ma è avere le idee chiare, la determinazione necessaria per portarle a compimento e l'onestà. Il mio programma verterà principalmente su un punto, non più istanze che vengono dall'alto dicendo alle persone cosa fare, ma saranno i cittadini, le persone, io, voi, tutti quanti assieme a riprenderci in mano il nostro futuro. Cosa vuol dire riprendersi in mano il proprio futuro? Vuol dire portare avanti i problemi delle persone, perché in questo momento non sta succedendo. In questo momento la Regione non sta dando il supporto necessario ai cittadini e vediamo tutti quali sono i risultati. Come vede gli avversari più quotati, diciamo, quindi Moretti e Zaia? Ma non li ho ancora personalmente visti, ma di sicuro saranno molto preoccupati perché noi siamo tanti, saremo sempre di più e non siamo un partito, non siamo alla ricerca di voti, noi siamo alla ricerca di persone, noi siamo alla ricerca di idee e siamo pronti a supportarle per portare avanti una nuova speranza. Noi siamo sicuri che ce la possiamo fare a cambiare, ma non noi come Movimento 5 Stelle, noi come persone che hanno bisogno di un futuro e di rimanere nella propria regione. Io mi sono messo in gioco perché dipende da noi, dipende solamente da noi la possibilità di farcela. Non dobbiamo allontanarci dai problemi, dobbiamo scendere in campo e dobbiamo risolverli, noi per primi.